Come sempre vi accolgo con un caloroso benvenuto qui su G-Science TV, sempre con la formazione offerta dal Master in G-Science e Droni dell'Università degli Studi di Padova. Come ogni giovedì alle ore 15 ci dedichiamo alla rubrica With Map Drones and Machine Learning di serbo di precisione per l'agricoltura del futuro. Come avrete potuto già vedere, nel primo video ci siamo dedicati a quella che è l'interfaccia del software GIS open source per eccellenza Quantum GIS, e in questo secondo tutorial, sempre in compagnia del dottor Edoardo Crescini, affrontiamo quelle che sono le funzioni e gli strumenti di geoprocessing utilizzabili all'interno di questo software. Le sorprese non finiscono qui, i contenuti che vogliamo condividere con voi sono veramente tantissimi, fino ad arrivare appunto alle metodologie di machine learning e a utilizzare software differenti tra loro. Io non posso far altro che invitarvi a seguirci, quindi cliccando subscribe qui in basso a destra. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata. Grazie. Prima di iniziare vi chiedo di andare sulla vostra barra dei menu e spuntare la voce strumenti sotto alla voce processing, in modo da aprire il pannello strumenti di processing, da cui possiamo andare a chiedere il ritaglia, che se no potete trovarlo anche sempre sulla barra dei menu, vettore, strumenti di geoprocessing, ritaglia. Prima di iniziare a effettuare questi processi dobbiamo andare sulle opzioni, che le trovate sotto agli strumenti di processing, sempre nel pannello tutto a destra. Le accendiamo, vediamo che ci sono una serie di voci con dei menu a tendina che sono generale, menu, modelli, programmi e script. Aprite il generale e alla voce filtra elementi non validi dategli non filtrare performance migliori. Voi sicuramente avrete il fermo all'esecuzione dell'algoritmo quando una geometria non è valida. Abbiamo deciso questa opzione in quanto provando l'esercizio con i tutor dell'aula ci siamo resi conto che c'erano una serie di geometrie non valide e quindi che erano corrotte e non ci permettevano di fare i processi che volevamo farvi vedere. Abbiamo cercato attraverso una serie di modalità come la validità delle geometrie, abbiamo provato anche a correggerle, però non abbiamo avuto un esito positivo, in quanto comunque le geometrie sono parecchie e quindi gli errori tra l'altro delle geometrie corrotte erano abbastanza, e di conseguenza non siamo riusciti a farle diventare tutte valide. Quindi abbiamo optato per, ripeto, andare su opzioni, generale, filtro elementi non valido, non filtrare performance migliori. Non abbiamo scelto di utilizzare ignora elementi con geometrie non valide perché ci avrebbe creato dei buchi e quindi non sarebbe stato l'effetto di visibilità che poi ci avrebbe dato era quello di una serie di geometrie mangiate, e quindi abbiamo evitato anche questa opzione. Quando lavoriamo in QGIS è sempre cosa opportuna, insomma, cercare un po' tutte le vie prima di procedere, quindi guardare qual è quella migliore rispetto anche ai nostri processi che dobbiamo fare. Di conseguenza andiamo a fare ritaglia, il layer d'ingresso è la copertura del suolo, il layer di sovrapposizione sono le province, 3 puntini, salva su file e creiamo il nostro CLC ritaglio PD. Quello che stiamo andando a fare è andare a eseguire un ritaglio della copertura del suolo solo per la provincia di Padova, in modo che alleggeriamo il file diminuendo le geometrie e quindi possiamo lavorare in maniera più agevolata sul nostro file, che andremo poi a interrogare e a processare un'altra serie di volte per poi aprire il layout di stampa che vi mostrerò a breve. Qui, come al solito, ovviamente i processi sono molto lunghi perché le geometrie sono parecchie. Perfetto, e quindi abbiamo la nostra area ritagliata. Quindi adesso, per non perdere la nostra stilizzazione, tasto destro, stili,
copia lo stile, tutti gli elementi dello stile, andiamo sul ritagliato e gli diciamo di incollarci queste categorie. Quindi a questo punto, siccome la sovrapposizione non ci permette di osservare i comuni, abbassiamo il ritagliato e quindi vediamo insomma come è distribuita la gerarchia di primo livello per la copertura del suolo su tutta la provincia di Padova. A questo punto, sempre da stesso sul ritagliato, rinominiamo il layer, in modo che sappiamo quello che stiamo facendo, anzi, senza il ritagliato, perché già specifichiamo che è solo Padova. Perfetto. Quindi a questo punto apriamo la tabella degli attributi. Siccome ci sono una serie di campi che non ci interessano, anche se il procedimento purtroppo richiederà parecchio tempo, vi chiederei di attivare la matita delle modifiche della tabella attributi che ci permette di fare una serie di operazioni come quella di eliminare dei campi. Quindi andiamo a eliminare la data class, il codice num, la categoria, il tipo, la copertura, l'inft, la provincia e il codice Instat e diamo ok. Questo richiederà un po' di tempo in quanto sono parecchie le geometrie a cui vanno tolti questi attributi e quindi come vediamo è già iniziato il processo. Speriamo insomma non duri troppo in modo che possiamo continuare con il nostro esercizio. Esattamente. Quindi a questo punto salviamo. Ovviamente anche qui bisogna un attimo aspettare. Perfetto. Un'altra cosa che abbiamo osservato studiando la tabella degli attributi è che sul codice sono presenti le gerarchie di quinto livello, quindi quelle che ci dicono il mais, ad esempio in aree irrigue, la soia in aree irrigue per quanto riguarda la gerarchia 2, quindi quella delle superfici agricole utilizzate. Quello che voglio farvi vedere adesso è un altro processo che ci permette di dividere il vettore a seconda di una determinata colonna. Quindi andiamo sulla barra del menu vettore e cerchiamo il dividi vettore che lo trovate nei strumenti di gestione dei dati, lo apriamo, CLC-PD e gli diciamo che come di univoco vogliamo la gerarchia di primo livello. Dopodiché sempre tre puntini, apri e gli diciamo di eseguire. Lui comunque ci salverà questa volta dei geopackage di default e quindi inizieremo a lavorare anche con questo tipo di file. Vi faccio un piccolo spoiler, come si dice da subito, che è il fatto che adesso avremo una nuova colonna di campi data appunto dal geopackage che, essendo un mini database, crea una colonna feed. Quindi quello che ho fatto adesso è stato andare su vettore, strumenti di gestione dei dati, dividi vettore sul CLC Padova, che è il core inline cover dell'area provinciale di Padova. Come campo ID univoco io ho messo la gerarchia di primo livello. Dopodiché vado su aggiungi vettore o gestore della sorgente dei dati, faccio i tre puntini e vado sulla mia cartella esercizio, processi, dove ho salvato i miei file e mi apro questo qui che è la core inline cover che riguarda solo gli elementi agricoli. A questo punto faccio stili, copio lo stile, ma in realtà non c'è neanche bisogno in quanto comunque
hanno stili differenti. Vedete infatti come inizia a presentare dei buchi perché ci sono solo le geometrie che interessano l'uso del suolo agricolo. Quindi apriamo la nostra tabella degli attributi. E attraverso il campo seleziona elementi usando un'espressione andiamo a selezionarci una serie di aree che ci interessano. Quindi codice, e ci prendiamo il 21211 che equivale, gli diamo uguale e gli chiediamo di selezionarci gli elementi. Vedete che ci ha preso solo il mais e quindi adesso vedete che abbiamo selezionato solamente il mais. Andiamo col tasto destro, esporta, salva elementi come, quindi tasto destro sul LC di primo livello di classe 2, seleziona elementi come e lo salviamo all'interno Widmap, esercizio, processi e scriviamo mais. Vedete che ci ha salvato la prima geometria. Io in questo momento vado sulle proprietà e vado a dargli un colore al mais di colore giallo in modo da far capire insomma cosa stiamo prendendo in considerazione. Dopodiché ritorno sulla mia tabella degli attributi, sempre con il tasto seleziona elementi usando espressione, vado su campi e valori, mi rimetto il codice, gli do un uguale, gli chiedo i valori e vado a prendermi ad esempio la soglia che è il 21212. Li selezioniamo e vediamo che ad esempio la soglia è solo 1, quindi magari andiamo a prenderci un altro elemento che sia un po' più rappresentativo, come può essere ad esempio, visto che magari siamo in Veneto, proviamo ad andare a vedere per quanto riguarda i vigneti. Quindi in questo caso cancelliamo la nostra espressione, andiamo sul 3, gli diamo un uguale e i vigneti dovrebbero essere il 221. Vediamo un po'. Vediamo che infatti sono parecchie le geometrie con la proprietà di vigneto. Quindi, sempre tasto destro, esporta, salva elementi selezionati come e chiamiamo vigneti, che hanno il 221. Salva. I vigneti ad esempio gli farei di viola appunto per richiamare il grappolo di uva, anche se in questo caso forse il viola è troppo scuro. Inoltre poi abbasserei un pelo il tratto e gli darei magari un viola più chiaro in modo che siano maggiormente visibili. Quindi questa per adesso è la nostra situazione. Un'altra cosa che voglio farvi fare, che secondo me può essere molto interessante, è andare a calcolare una serie di informazioni riguardo a dei campi che ci interessano e quindi andiamo a cercare le statistiche di base per campi che troviamo. Allora,
Eccolo qua, statistiche di base per campi. Ci prendiamo ad esempio il mais e gli chiediamo di calcolarci rispetto all'area per ettari una serie di informazioni. Lo salviamo su un file e gli diciamo risultati, operazioni. Vedete che questo giro il formato è HTML perché ce lo mostrerà su una pagina internet. Infatti se noi poi andiamo sul file path vedete che ci apre una pagina e ci dice quindi che il campo analizzato, che è l'area in ettari, in questo caso ha contato 11.245 geometrie e la superficie totale è di 165.000 ettari, che quindi per farvi un esempio sono circa quasi 350.000 campi da calcio, in quanto un ettaro sono 10.000 metri quadrati e un campo da calcio sono circa 5.000, quindi in un ettaro ci stanno 2 campi da calcio e questa è l'area del mais, della copertura del suolo del mais in aree irrigue per quanto riguarda la provincia di Padova. Adesso voglio salvare un altro paio di layer, giusto per rendere un po' più chiara la nostra carta geografica. Quindi apriamo sempre la tabella attributi che è già qua. Gli togliamo l'espressione. Allora, scusate. Perfetto. Un'altra cosa che voglio farvi vedere, anche se l'area in ettari è già presente, voglio farvi fare comunque un tentativo e quindi andiamo ad aprire l'attiva modifiche dalla tabella degli attributi e poi diciamo di aprire il calcolatore dei campi. In questo caso quello che voglio creare è l'area in chilometri quadrati, gli diamo un numero real in modo che ci prenda anche la virgola. Quindi andiamo sul geometrie, area, non so come mai risulta essere bloccato il campo, però vediamo che se invece se gli diamo, però non ci fa fare il real, non so come mai blocca, però se noi gli diamo un ok, in teoria dovrebbe riuscire, forse perché sono talmente tanti i file, come vedete fa un po' fatica. E quindi quello che abbiamo è la nostra area in chilometri quadrati delle diverse coperture del suolo. Quindi chiudo, ovviamente si salva, perché comunque abbiamo creato un'altra informazione e dopodiché andrei a riaprire la mia copertura del suolo per quanto riguarda tutta l'area di Padova e andrei col tasto destro a fare un filtro e dirgli di andarmi a vedere solo quelle che sono le aree superficiali, in modo da colorare un po' di più la nostra mappa. A questo punto vedete che iniziano a prendere forma, vedete che comunque i mais sono parecchi anche rispetto ai vigneti e a questo punto io direi che in seguito possiamo andare sul web, Quick Map Service e gli diciamo magari di aprirci un Google Satellite che quindi ci permette anche di
capire un po' meglio in che aree stiamo lavorando, e a questo punto vi direi di spostarci sul compositore di stampa. Quindi andiamo sulla barra degli strumenti, nuovo layout di stampa, e lo chiamiamo lezione 02 Widmap. Il nome che gli diamo è importante in quanto quando lavoriamo con un progetto grande, che quindi magari dobbiamo fare più layout, se noi poi andiamo sulla barra del menu progetto, in fondo su layout vedete che lui ci salva i vari progetti di layout che abbiamo preso in considerazione. Questa è la parte finale dell'esercitazione, scusate, in cui noi andremo a creare la nostra carta, che quindi poi tra l'altro è la cosa più importante, perché poi la carta è quel mezzo che vi permette di divulgare le vostre informazioni e quindi le vostre analisi a un pubblico più ampio. Col tasto destro potete definire le proprietà della pagina, quindi a seconda che volete una 4, una 3, una 2, una 0, quindi la grandezza della mappa che volete costruire, e potete dirgli di metterlo in verticale o in orizzontale. Io in questo caso gli dico comunque di tenermelo in orizzontale, e quindi procediamo con la formazione di questo output cartografico. Prima, visto che è da un po' che non viene fatto, salviamo il progetto in modo che in caso di chiusura in attesa del programma siamo tranquilli, e andiamo su questa voce che aggiunge una nuova mappa al layout. Ci mettiamo su un angolo e lo trasciniamo all'angolo opposto. Vedete che adesso è stata mostrata, ci mostra la mappa e quindi anche la nostra base map. Andiamo a fare lo sposta contenuto elemento, che ci permette di andare a visualizzare un po' tutti quelli che sono andare a visualizzare, andare a spostare, quindi a inquadrare bene la nostra mappa. Sulla parte destra abbiamo lo storico dei comandi, che quindi possiamo tornare indietro, un po' come quello che, se qualcuno ha esperienza dei programmi Adobe, è presente. Quindi se io faccio Envy, mi ritorna indietro a 0. Ovviamente immaginavo potesse succedere una cosa del genere se è chiuso QGIS. Perfetto, ritorniamo sul nostro progetto, layout. E ovviamente ci dà la chiusura in attesa. Ok, abbiamo abbastanza inquadrato, dopodiché andiamo a aumentare il denominatore, quindi a lavorare su una piccola scala. Ecco qui che adesso la vediamo bene, però la abbasserei di un attimo. Quindi poi qui è tutto gusto personale, insomma, quello che fate e come lo fate. Con questo elemento, che è l'elemento di selezione sposta oggetto, possiamo poi spostare la mappa dal riquadro. Quindi a questo punto andiamo a creare la nostra scala. Qui vedete che sulla proprietà dell'oggetto abbiamo sempre la possibilità di allungare, ad esempio, la scala sia a destra che a sinistra. Io di solito l'allungo solo a destra, mentre elimino a sinistra. Siccome non vediamo bene i colori, possiamo anche scegliere comunque se metterla in riquadro singolo, in riquadro doppio. Ma di solito piace sempre anche il riquadro doppio. Possiamo decidere di mettergli o uno sfondo, che però di solito a me non fa impazzire, o andare a cambiare il carattere, dandogli un colore, dandogli un colore bianco, in modo che ci permetta di vedere cosa ci sta indicando la mappa. Perfetto, dopodiché facciamo la nostra legenda.
La leggenda, in questo caso non ci servono tutte queste informazioni, quindi possiamo dirgli di filtrare la leggenda in base al contenuto della mappa. Vedete che adesso ci cancellerà in teoria una serie di elementi. Esatto. Quindi noi parliamo di provincia. Comuni. Ho lasciato così in modo che possiamo addirittura, se vogliamo fare una carta un po' più tecnica, mettere unicamente quello che è il livello gerarchico a cui si fa riferimento per quella determinata copertura di suolo. Per quanto riguarda invece il CLC, posso fare col tasto destro, nascondi, e quindi eliminare il CLC di Padova. Vedete che adesso non compare più, e poi sull'1 posso lasciare 1 oppure scrivere area superficie artificiale. Dopodiché cancello la Google Satellite perché non ha alcun senso lasciarla all'interno della nostra leggenda. Perfetto, e quindi qui ho la mia leggenda. Adesso vado anche addirittura, volendo, sullo sfondo, posso andare a cliccare e magari dargli un po' più di opacità in modo da comunque vedere le scritte, ma insomma fare in modo che sia meno invadente il bianco attorno al simbolo. Dopodiché possiamo dare un titolo alla mappa, cioè dare un titolo alla leggenda, che quindi lo chiameremo Corinne Land Cover. E magari, per fare una cosa ancora più corretta, spostiamo in quanto le cose che ci interessano sono le coperture del suolo e poi i comuni e poi le province. Siccome i comuni non riesco a vederli, io farei un attimo, tornerei sul mio progetto, tasto destro sui comuni, proprietà, e andrei a ingrandire un attimo la linea, e la stessa cosa farei anche per la provincia, andandogli a dare magari una linea ancora più marcata, in modo da creare un po' più di nero. Vediamo che se gli diamo il tasto aggiorna, in teoria lui dovrebbe direttamente prenderci in considerazione i cambiamenti che abbiamo effettuato. Forse allora, per fare una migliore differenza, possiamo cambiare il colore della provincia anzi, cambiamo direttamente i colori del comune, quindi gli diamo proprietà, applica, ok, andiamo a vedere come viene il risultato. Forse un po' troppo ancora, quindi gli direi di spostiamo la sovrapposizione in questo modo, no, perché scompaiono, quindi direi di semplicemente, vedete come poi è sempre difficile capire come affrontare una mappa e la sua visualizzazione.
Vediamo se siamo riusciti nell'intento. Mi sembra così già meglio. Dopodiché aggiungi un'immagine a layout, crea un'area. Vediamo che attraverso la cartella ricerca posso andare a mettere la mia bussola del nord, che comunque anche questo è un elemento fondamentale di solito quando vogliamo costruire una carta geografica. E dopodiché possiamo anche fare un testo andando appunto a schiacciare su aggiungi nuova etichetta di layout e possiamo scrivere la mia prima mappa in QGIS. Qui possiamo andare a cambiare il carattere, magari mettiamo un font così un po' più particolare, giusto per, possiamo addirittura l'allineamento gli diamo al centro e il carattere possiamo aumentarlo fino anche a 18 e magari mettergli un colore che sia come il bianco, che risalti in maggior modo. E quindi qui abbiamo creato la nostra mappa della Corinne Land Cover, soprattutto per quanto riguarda il mais in aree irrigue e i vigneti. A questo punto possiamo andare a salvare la nostra mappa esportandola o come immagine o come PDF. Io di solito la esporto sempre come immagine e la mettiamo negli output e ci metto CLC mappa Padova. Facciamo salva, 300 va bene, se volete proprio esagerare date 330, non di più, anche perché comunque inizia a essere importante come definizione, intendo. E quindi il software ci dice che è riuscito a salvarla. Un'altra cosa molto importante che non vi ho detto è che possiamo bloccare diversi elementi della nostra mappa in modo che se noi proviamo a selezionarli o muoverli, vedete che non possiamo modificarli, mentre ad esempio se io lo tolgo, andando poi a selezionare, possiamo prenderlo e muoverlo, insomma, come più preferiamo. Mentre per quanto riguarda l'occhio ci permette di togliere i diversi elementi. Questo un secondo che qua stiamo un po' troppo veloci, vedete che comunque possiamo decidere cosa togliere, se togliere la mappa, insomma fare una serie di scelte anche a volte stilistiche, o semplicemente a volte magari abbiamo talmente tanti elementi che per lavorare bene su uno è meglio magari un attimo spegnere gli altri e poi ritornare a vedere tutta la mappa insieme. E con questo andrei a farvi vedere l'output che ho creato, che è questo qui. Come vedete abbiamo in viola i vigneti, in giallo sono presenti invece le aree di mais irrigue e in rosso è presente la superficie artificiale, quindi tutta la copertura del suolo legata alle zone di urbanizzazione di tipo residenziale, alle zone industriali, alle zone estrattive e via dicendo. Con questo concluderei il nostro esercizio, vi ringrazio dell'attenzione e per avermi ascoltato fino adesso, spero che le indicazioni siano state chiare, che insomma vi abbia interessato questo strumento e vi auguro una buona giornata.